Il dramma dei paesi colpiti dal terremoto tra Marche, Umbria e Lazio ha riportato in primo piano il tema della sicurezza antisismica nella nostra regione, nel segno di un'auspicata presa di coscienza della necessità di un intervento agli edifici in grado di limitare i danni in caso di scosse telluriche. Ma io credo che si possa assolutamente intervenire. È logico che interventi strutturali importanti non si possono fare, cioè per mettere in sicurezza al 100% una città bisognerebbe radere al suolo e poi ricostruirla con i sistemi antisismici. Io non sono un tecnico, no, ma credo e so con assoluta certezza che ci sono comunque dei sistemi molto meno economici per aumentare il grado di sicurezza. Cosa vuol dire aumentare il grado di sicurezza? Che se una magnitudo del genere come quella che c'è stata in questi giorni, se fosse successa a Bassano, farebbe crollare l'80% delle case, magari con questi sistemi ne farebbe crollare solo il 20%. Una messa in sicurezza che riguarda abitazioni, edifici pubblici, ma anche le sedi delle attività imprenditoriali. E proprio per far ripartire le attività economiche dei territori colpiti dal sisma, da Bassano è partita l'iniziativa Adotta un imprenditore, che ha già ricevuto diverse adesioni anche fuori dal Veneto. La mia idea è quella di aiutare nel nostro caso gli albergatori o i ristoratori di Amatrice, i macellai che adottino e aiutino i macellai di questi posti, in che modo? Organizzando degli eventi e consegnando personalmente a mano i soldi che gli serviranno per far ripartire la loro attività.